Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. La cronaca in apertura ci porta a Rossano per un omicidio. Un 26enne ha sparato a fucilate al padre. Sentiamo. Un giovane di 26 anni, Alessandro Manzi, ha ucciso il padre cinquantenne Mario con alcuni colpi di fucile ed è stato poi arrestato dai carabinieri. È accaduto a Rossano. L'omicidio, secondo le prime notizie, è avvenuto in un'abitazione di famiglia. Il giovane parricida, dopo l'arresto, è stato portato nella caserma dei carabinieri della compagnia di Rossano per essere interrogato dagli investigatori. Le indagini sono dirette dal PM di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari. Si sta accertando in particolare, anche attraverso le dichiarazioni del giovane arrestato, se l'omicidio sia avvenuto nel corso di una lite o in altre circostanze. Non si sa ancora se in casa, quando è stato commesso il delitto, oltre alla vittima e all'assassino, ci fossero altre persone. La vittima, Mario Manzi, aveva dei precedenti penali per droga. Anche il figlio era già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti. Ci sono degli aggiornamenti perché in casa al momento del delitto c'erano anche la convivente e l'altra figlia della vittima e prende corpo l'ipotesi dell'omicidio commesso al culmine di una lite per futili motivi fra padre e figlio. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.